crack ex popolare di Vicenza. Dopo la villa di Montebello, l'ufficiale giudiziario bussa alla porta delle abitazioni dell'ex presidente di BPV Gianni Zonin in centro storico a Vicenza. Devastante incendio distrugge un'azienda di materiale plastica a Refrontolo, 15 mezzi dei vigili del fuoco in azione per tutta la notte, fiamme spente solo all'alba, paura per l'aria irrespirabile. Il neopresidente del Senato stasera nella sua Padova per incontrare a Palazzo Moroni le autorità, intanto l'elezione di Casellati alla guida di Palazzo Madama divide il mondo politico. C'è piena convergenza sulla candidatura avanzata dal Veneto e sostenuta dal Trentino per le Dolomiti, sede delle Olimpiadi invernali 2026. L'annuncio dopo il vertice a tre fra il governatore Zaia e i presidenti delle province autonome. A Guatto, a Borso del Grappa, Trento, un tennis si ferma con l'auto per soccorrere una donna in difficoltà, ma è una trappola. L'uomo aggredito e rapinato da due complici della donna. Cartello shock al mercatino dell'antiquariato di Piazzola sul Brenta. Venditore divide i dischi in artisti, uomini, donne e negri. Il sindaco infuriato merita il daspo urbano. Cordoglio da tutto il Veneto per la morte di Fabrizio Frizzi, l'annuncio della moglie, l'ex miss Mestrina Carlotta, grazie per l'amore che ci hai dato, il ricordo di una donna veronese alla quale il conduttore donò il midollo salvandole la vita. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, lo avete dunque sentito dai titoli. Crack ex popolare di Vicenza, dopo la villa di Montebello l'ufficiale giudiziario bussa alla porta dell'abitazione dell'ex presidente di BPV Gianni Zonin in centro storico a Vicenza. Sentiamo. La chicca è che abbiamo aperto una cassaforte dentro la quale abbiamo trovato 100.000 lire insieme ad alcune monete, scellini e penny, quindi non antichi, almeno a me non sembrano antichi, però nulla di valore all'interno della cassaforte. Quasi una beffa. Nel palazzo a 3 piani più le cantine di 764 metri quadri in Contrada del Pozzetto 3, residenza cittadina dell'ex presidente di Banca Popolare di Vicenza Gianni Zonin, di quattrini non ce n'era neanche l'ombra. All'apertura delle 3 cassaforti solo spiccioli. È pur vero che da 3 anni l'ex presidentissimo non utilizza più il palazzo quale residenza ed anzi, questo come gli altri beni risultano non in suo possesso ma ceduti ad un familiare. Certo è che rimane l'amaro in bocca. È il secondo sequestro per Zonin dopo la villa di Montebello, anch'essa ceduta al figlio e nominato custode dei beni sigillati. L'ufficiale giudiziario assieme agli avvocati Bertella e Vettore, rappresentanti circa 300 ex soci e risparmiatori di BPV, si sono presentati alle 10:30 in Contrappozzetto, dove è iniziato l'inventario del materiale. Presente anche il legale di Zonin, l'avvocato Ambrosetti. Abbiamo visionato i 4 piani, poi siamo partiti dalla soffitta, dove c'erano cose da soffitta, nulla di veramente interessante, nulla di particolare per ora, mobili che si trovano all'interno di un edificio di questa caratura. Beni sui quali comunque verranno posti i sigilli nell'ambito dei sequestri conservativi disposti dal giudice per udienza preliminare Roberto Venditti. Ancora da capire invece il valore dei quadri presenti sia nella villa di Montebello che nella residenza in città. Non ci sono stati rilasciati certificati di alcun quadro. Ci hanno riferito che non ci sono. Operazioni di sequestro che sono all'inizio e che con tutta probabilità andranno avanti anche dopo le festività pasquali. Dopo il sequestro nel febbraio 2017, ora è arrivata la confisca delle ville dell'ex boss della Mala del Brenta, Felice Maniero. Gli uomini del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza hanno eseguito il decreto di confisca delle 3 situate in Toscana, in provincia di Lucca, Pisa e Firenze. Secondo il Tribunale si tratterebbe di immobili acquistati con risorse economiche sproporzionate rispetto ai redditi percepiti negli anni dell'ex cognato di Maniero, Riccardo Di Cicco, accusato da Faccia d'Angelo di aver riciclato i proventi degli anni di attività illegale della banda. A febbraio 2017 venne notificata anche una seconda ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un prestanome, il broker finanziario Michele Brottini. In sintesi, Maniero, prima del blitz toscano, si recò in procura a Venezia accusando l'ex parente di aver gestito in questi anni le sue finanze, ma a un certo punto non gliel'avrebbe più restituite, almeno in parte. Una battaglia giudiziaria che sta continuando. Ed ancora a cronaca, siamo ora al vasto rogo che ha distrutto la Ovag, azienda
Ovag Italia, azienda specializzata in prodotti in plexiglass. Siamo a Refrontolo, le fiamme altissime sono state viste a chilometri di distanza, una notte di paura per gli abitanti della zona, l'intera area è stata posta ora sotto sequestro. Sono quasi le 9 di sera quando le fiamme altissime avvolgono la Ovag Italia in via Crevada, nella zona industriale di Refrontolo. Il fumo nero e denso si alza nel cielo. A lanciare l'allarme alcuni automobilisti che prendono il cellulare e chiamano immediatamente i vigili del fuoco. Sono attimi di panico, il fuoco rischia di propagarsi anche alle ditte vicine, una corsa contro il tempo. Mi sono allarmata, sono uscita anch'io. E niente, ho visto le fiamme alzarsi, guardi, da spavento. Tanta paura? Sì, perché ho detto chissà, là ci sono case anche vicine, e ho detto chissà cosa può succedere, perché siamo qua vicini, magari prende un pezzo, una cosa, ma prende tutto. I vigili del fuoco sono arrivati in forze, 35 uomini, 15 squadre, ed hanno lavorato per tutta la notte per domare le fiamme. Questa mattina sono continuate le operazioni per mettere in sicurezza l'area e spegnere gli ultimi focolai. Sono arrivate squadre da tutta la provincia, anche da Belluno e anche da Pordenone, perché abbiamo voluto isolare subito la struttura che vedete alle mie spalle dal resto delle strutture che ci sono adiacenti, perché c'era un calore molto importante. Immediatamente sono scattate le indagini per accertare cosa abbia causato questo devastante rogo. All'interno dell'azienda c'è il personale NIAT del nostro nucleo investigativo insieme con i carabinieri che poi procederà al sequestro di tutta l'area. Questo è quello che rimane di un'azienda storica, solo i muri perimetrali, dentro tutto è andato distrutto. La gente attonita guarda sotto shock, un dramma che ha investito il titolare, i dipendenti e l'intero territorio. Ed immediatamente ovviamente sono scattati gli accertamenti di rilievi da parte di ULSS e ARPAV. I tecnici sono intervenuti sia questa notte che nella mattinata in varie zone di via Crevada. Intanto l'azienda sanitaria emana un comunicato. Sentiamo. Una nottata convulsa, le sirene dei vigili del fuoco hanno squarciato il silenzio di una zona tranquilla, mentre le fiamme alte divoravano l'azienda. Sul posto in poco tempo è arrivato anche il sindaco di Refrontolo Loredana, Collodel. Le sue prime parole non lasciano dubbi sulla gravità del rogo, una situazione drammatica. Questa mattina è tornata qui davanti all'Ovag per ringraziare quanti hanno lavorato per tutta la notte, scongiurando il pericolo che le fiamme potessero intaccare anche altre aziende. Io in questo momento, al termine dell'emergenza, mi sento di ringraziare tutte le persone che hanno lavorato e le forze dell'ordine, tutti in modo molto coordinato, l'ARPAV e anche l'ULSS e la protezione civile, che hanno fatto 2 cambi, 2 turni in tutta la nottata. Quindi grazie a tutte le persone che hanno lavorato e si sono proprio coordinate per contrastare questo grave purtroppo incendio. Rimane il dramma di un'azienda completamente in ginocchio. Questa era un'azienda storica qua del territorio? Sicuramente un'azienda storica, il titolare era qui presente ieri sera e chiaramente insomma è una cosa che crea dolore e purtroppo dobbiamo adesso andare avanti. Intanto sia nella notte che questa mattina sono continuati i rilievi e gli accertamenti dell'ULSS e ARPAV per verificare la presenza di eventuali inquinamenti. L'azienda sanitaria intanto in un comunicato ha raccomandato ai residenti di evitare di svolgere attività all'aperto e tenere chiuse le finestre ed ancora lavare accuratamente la verdura raccolta nell'orto. I risultati dei rilievi saranno resi noti nelle prossime ore. Cittadini preoccupati per il forte odore e il fumo denso. Guardando sempre continuamente sto fumo, queste fiamme che avanzia, da qua non si ferma più. Sì che ho detto a Dio Signore quale è un disastro, perché proprio, ma quello che mi interessava di più, cioè a stato mio, era da vedere da che parte che andava il fumo per l'inquinamento. Perché tutti quanti guardano l'impatto del fuoco, sì, ma guarda quello che fa il fuoco. E la fiamma, per fortuna, da là la portava verso il bosco, a un certo punto le girava su così.
C'è piena convergenza sulla candidatura avanzata dal Veneto e sostenuta dal Trentino per le Dolomiti UNESCO, sede delle Olimpiadi invernali 2026, che avrebbe per capofila Cortina d'Ampezzo. E quanto emerso oggi al termine di un incontro a Venezia tra il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento e il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano. I due Presidenti di Bolzano e Trento, è detto in una nota congiunta, hanno confermato a Zaia l'interesse la possibilità di mettere a disposizione impianti e strutture esistenti dei propri territori per ospitare il grande evento sportivo, anche l'utilizzabilità di tali risorse che dovrà trovare compiuta valutazione nel dossier che dovrà accompagnare la candidatura. E fra meno di un'ora a Padova, prima visita ufficiale in Veneto, nella sua città, per Maria Elisabetta Alberti Casellati, neoeletta Presidente del Senato. Un incontro a Palazzo Moroni nel municipio con le autorità cittadine. Nel frattempo, ieri la prima uscita ufficiale, una figura che però divide il mondo politico. Da una parte Marco Travaglio, che la definisce senza mezzi termini la quintessenza della casta che Lega e Movimento 5 Stelle volevano abbattere, dall'altra chi invece la esalta non solo perché è la prima donna a rivestire la seconda carica dello Stato, ma per il suo lungo e coerente percorso compiuto dietro le quinte. Maria Elisabetta Alberti Casellati, neopresidente del Senato, origini calabresi, nata per caso a Rovigo, dove il padre era questore, padovana a tutti gli effetti, non raccoglie l'unanime consenso delle forze politiche. La sua nomina fin dalla prima ora ha fatto discutere, si trattasse dei commenti di semplici cittadini su Facebook o delle considerazioni di politici in vista, come i Dem veneti Laura Puppato e Alessandro Zan. Troppo legata a Berlusconi, la definisce l'ex senatrice trevigiana, ricordando le sue battaglie per il Cavaliere e dubitando che Casellati possa rivestire il ruolo di assoluta garanzia che prevede la sua nuova carica. Puppato non è rimasta impressionata neppure dal discorso dedicato alle donne pronunciato da Casellati al suo insediamento. Una responsabilità che sento doveroso condividere proprio con tutte quelle donne che con le loro storie, azioni, esempio, impegno e coraggio hanno costruito l'Italia di oggi. Dichiarazioni anacronistiche quelle di Casellati su unioni civili e aborto, sottolinea il deputato del Partito Democratico Zan, anche lui padovano, fattore questo che, premette, lo inorgoglisce, ma si sforza di darle fiducia per l'alto incarico che ora ha assunto. Credo, aggiunge, che possa essere portato avanti con grande senso delle istituzioni. Le mie energie saranno rivolte ad assolvere questo prestigioso ruolo con disciplina, onore, cercando ogni giorno di mettere in pratica quei valori che la nostra Carta Costituzionale ha posto alla base della vita delle istituzioni repubblicane. Ieri il primo viaggio da presidente a Genova, ospite di un'amica di famiglia, ha rinunciato al volo di Stato ed evitato di sbilanciarsi sul nuovo governo, e questo può essere considerato un buon inizio. Ci spostiamo ora nel veneziano. Tornare indietro dalle decisioni sulle grandi navi prese a novembre dal governo Gentiloni sarebbe controproducente, secondo il presidente del porto Pino Musolino, un'eventualità tutt'altro che improbabile se a Palazzo Chigi dovessero salire i 5 Stelle. Sul futuro delle grandi navi in laguna pesa l'incognita del nuovo governo, che potrebbe azzerare in un attimo tutto quanto deciso e realizzato finora. Dopo il comitatone di novembre, l'autorità portuale veneziana ha lavorato senza sosta per definire dal punto di vista progettuale le soluzioni individuate dal governo Gentiloni. Nuovo termine alla Marghera per le navi più grandi ed eventuale scavo del canale Vittorio Emanuele per permettere a quelle di stazza inferiore di arrivare alla marittima senza attraversare il canale della Giudecca. I passaggi amministrativi hanno dei tempi, hanno delle dinamiche, noi stiamo facendo tutta la parte cosiddetta endoprocedimentale, seguendo quello che sono state le indicazioni del comitatone. A breve usciremo pubblicamente con i vari passaggi formali che ci vengono che verranno a essere realizzati a seguito appunto di quelle indicazioni. Tutto però potrebbe cambiare con un ipotetico esecutivo a guida 5 Stelle se i grillini dovessero mantenere la posizione espressa in campagna elettorale. Fermare tutti i progetti attualmente in corso, realizzare un nuovo studio sull'impatto ambientale della crocieristica e impedire l'accesso alla laguna alle navi di maggiori dimensioni.
C'è stato un lavoro di grande investimento da parte dello Stato nelle sue varie articolazioni, l'autorità di sistema portuale, il Comune, la Regione, il Comitatone. Sarebbe così controproducente rispetto all'economia dello Stato buttare via il bambino con l'acqua sporca. È chiaro che il nuovo governo ha piena potestà e piena facoltà di decidere, quindi io da buon amministratore pubblico sono al servizio del Paese e mi adeguo a quello che il governo deciderà. Dopo l'elezione al Senato della veneta Elisabetta Casellati, a Roma si affronta la costruzione del nuovo governo e fra tante voci che non credono in un nuovo esecutivo da chi studia la politica arriva la conferma. Il governo si farà ma non sarà Lega 5 Stelle. Il governo si fa e tutto sommato non mi pare interesse di nessuno andare a votare in autunno. Segnali chiari di stabilità da chi studia da tempo la politica italiana. In un momento che sembra di stallo, dopo aver superato i primi scogli di Camera e Senato, il professor Feltrin vede più nei caminetti che nello scontro frontale il futuro del nostro Paese. Intanto si perde tempo, nel senso che prima di iniziare le consultazioni per il governo deve passare Pasqua. E quindi per una settimana bisogna fare, come nelle ultime 3 settimane, chiacchiere inutili, perché la politica ha bisogno di riempire lo spazio anche quando non sa cosa fare. Ma non sarà un governo composto dagli attuali vincitori morali della politica italiana, ovvero Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Io continuo a vedere praticamente impossibile un accordo 5 Stelle Lega. Più che la compatibilità tra Lega e Grillini è la divisione tra Pentastellati e Forza Italia a dettare l'incompatibilità di un governo Salvini-Di Maio. E tenere presente che il governo di centrodestra è al potere in Liguria, in Lombardia, in Veneto, in Friuli Venezia Giulia se vinceranno le elezioni il 27 aprile, che quindi insomma ci sono interessi corposi a tenere unita la coalizione. Inevitabile quindi il coinvolgimento del Partito Democratico. Ora non può più rimanere sull'Aventino e da come si comporterà il PD vedremo che tipo di assetto governativo potremo avere. E se il professor Feltrin è esplicito sulla politica nazionale, sulla sua città preferisce non esprimersi. Come vede lo scenario trevigiano in vista delle prossime amministrative? Nemo profeta in patria. Ed ora la cronaca ci porta a Borso, dove nella notte si è consumata una violenta rapina. Gli hanno teso una trappola, lo hanno tramortito, derubato e lasciato privo di sensi, legato seduto fuori dall'auto, lungo una strada trafficatissima. Una rapina cruenta, quella messa a segno nella notte in via Molinetto a Borso del Grappa. La vittima un 38enne, sempre di Borso. L'uomo stava rincasando dopo una serata trascorsa con amici a Crespano. Lungo la strada ha notato un veicolo fermo a lato della carreggiata con le 4 frecce e una giovane donna che si sbracciava chiedendo aiuto. Lui si è fermato, ma appena sceso dalla macchina è stato aggredito da sconosciuti alle spalle, colpito forse con un bastone alla testa. Gli hanno portato via i pochi soldi che aveva, non contenti, prima di andarsene lo hanno seduto sull'asfalto con le gambe sotto l'auto, gli hanno legato i polsi con una cinghia agganciata all'interno al cambio, bloccandola, chiudendo la portiera. È rimasto svenuto sino alle 5 del mattino, quando è stato ritrovato da un netturbino che subito ha temuto il peggio perché l'uomo non dava segni di vita. Sul posto i sanitari del SUEM, che hanno riscontrato un serio trauma cranico, ora è ricoverato all'ospedale di Castelfranco. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, che stanno vagliando tutte le ipotesi e visionando anche le immagini delle telecamere posizionate lungo via Molinetto per cercare di ricostruire l'esatta dinamica. Polemiche a Piazzola sul Brenta per un ambulante che al mercatino dell'antiquariato vendeva dischi con una scritta reputata razzista. Il sindaco è pronto a prendere provvedimenti. Il sindaco Enrico Zin non è disposto a fare sconti ed è pronto, se i fatti venissero confermati, anche ad applicare il DASPO per bandire da Piazzola sul Brenta l'ambulante che al mercatino dell'antiquariato ha suddiviso i dischi in vendita non per generi ma per razza e con una definizione offensiva. Il fatto è stato reso pubblico da un musicista ferrarese, creando subito diverse polemiche. Zin, che sta appurando i fatti, ipotizza la violazione del decreto Mancino sulla discriminazione razziale.
Una bottiglia incendiaria è stata lanciata la scorsa notte contro la sala cinesca di alcuni locali di Padova utilizzati da Casa Pound. Lo è noto, la stessa associazione, sulla serranda ignoti, forse gli stessi che hanno lanciato la bottiglia, hanno scritto lo slogan "Fasci al muro". Si tratta di un atto molto grave, sostiene in una nota Carlo Cardone, esponente di Casa Pound Padova, naturale conseguenza del clima che da molti mesi si respira in città, dagli scontri provocati dai centri sociali per impedire altrui manifestazioni e i gruppi di estremisti che ogni mercoledì sera pattugliano in svariate decine il centro cittadino in cerca di quelli che secondo loro sono fascisti. La città è in mano ai violenti, ma se pensano di intimidirci si sbagliano di grosso. Le nostre attività continuano, a questo punto non potranno altro che aumentare di intensità. Nel pomeriggio la nota del sindaco Giordani, ferma condanna a ogni forma di violenza da qualsiasi parte venga, ciascuno risponde personalmente delle proprie azioni sul piano politico alla nostra distanza da ogni forma violenta e totale, come abbiamo sempre ribadito, nessun silenzio, nessuna ambiguità. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Il lutto nel mondo della televisione per la morte improvvisa del conduttore Fabrizio Frizzi, marito della giornalista veneziana Carlotta Mantovano. Unanime il cordoglio, è stato proprio la collega di Sky TG24 assieme alla famiglia a comunicarne la morte. Riservati e semplici, lontani dagli starnazi del gossip, così Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan hanno scelto di vivere il loro amore travolgente. La giornalista veneziana di 25 anni più giovane di lui conobbe il suo futuro marito nel 2001. Lei allora era un'aspirante Miss Italia di 17 anni, lui conduttore del fortunatissimo concorso di bellezza, già amatissimo. Carlotta arrivò seconda al concorso, ma a vincere fu l'amore. Il loro fu un colpo di fulmine, racconta l'Espresso. Un amore che ha sfidato pregiudizi e malelingue. Frizzi, separato dalla prima moglie Rita Dalla Chiesa, si fidanzò con la giovane veneziana che sposò nel 2014. Un anno prima la nascita di Stella, la loro bambina. Grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai donato, l'ultimo saluto straziante di Carlotta Mantovan e della famiglia. Frizzi, 60 anni compiuti lo scorso 5 febbraio, si è spento all'ospedale Sant'Andrea di Roma in seguito a una emorragia cerebrale. Fabrizio Frizzi è stato uno di famiglia per tutti noi cittadini, ha detto stamattina il presidente della regione intervenendo ai microfoni di Radio Club 103. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, e devo dire anche un ragazzo di un'umanità unica. Sì. In queste situazioni poi magari si sprecano le parole, ma in questo caso non sono sprecate. In mattinata il cordoglio della sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Arena di Verona, la soprano Cecilia Gasdia, e il dolore di Valeria Favorito, la veronese di 30 anni, alla quale Frizzi donò il midollo osseo nel 2000, salvandole la vita. Ho perso un fratello, ha detto all'Ansa Valeria, che qualche giorno fa a Roma gli chiese di farle da testimone di nozze, ma il malore del 23 ottobre scorso, si era detto un'ischemia, già aveva cambiato ogni prospettiva. Se guarirò racconterò tutto nei dettagli perché diventerò testimone della ricerca, aveva dichiarato Frizzi alla Stampa. Ma lui stava combattendo ancora una volta con tenacia e generosità per sé e per gli altri. E adesso ci spostiamo a Rovigo, dove ieri in piazza è stata festeggiata l'acqua, pittura, giochi di strada e una corsa podistica. Hanno richiamato centinaia di cittadini attenti a questo bene primario troppo spesso trascurato. Rovigo ha festeggiato così ieri la giornata mondiale dell'acqua. Una giornata di festa dedicata al nostro bene primario che ha riempito il salotto del capoluogo polesano. È sempre utile e proficuo far conoscere alla cittadinanza, alla gente, la preziosità del bene che è l'acqua. Una festa in piazza anche per conoscere meglio Acque Venete, il servizio idrico nato nel dicembre scorso con la fusione di Centro Veneto Servizi e Polesine Acque. 520.000 abitanti, serviti da una rete di acquedotti lunga oltre 10.000 chilometri. Vedere questa gioia qui nella piazza di Rovigo, sulla piazza di Rovigo, con tanti amministratori più o meno convinti all'inizio, oggi convintissimi di questa operazione, è il risultato migliore che potevamo aspettarci. Sono oltre 110 i comuni di Padova, Rovigo, Verona, Vicenza e Venezia serviti da Acque Venete, che garantisce la purezza nel servizio idrico e la trasparenza nella bolletta per un consorzio che punta ad importanti investimenti. Sono 29 milioni che ci stiamo prefiggendo di realizzare quest'anno in opere del servizio idrico, quindi acquedotti, fognature di depurazione,
finalizzate soprattutto per migliorare il servizio ai cittadini, sull'acquedotto per ridurre le perdite, sulla fognatura e sulla depurazione per migliorare l'impatto ambientale a beneficio di tutti. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Tempo in prevalenza stabile sulle nostre regioni, tuttavia con qualche disturbo, specie sulle aree montuose. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 27 marzo. Sul Veneto bel tempo, con ampio soleggiamento un po' ovunque. Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio e in serata possibili piovaschi sparsi, specie sui rilievi. Temperature minime comprese tra 1 e 7 gradi, valori massimi invece in aumento compresi tra 12 e 16 gradi circa. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, bella giornata caratterizzata dal sole, anche qui anche se non è da escludere qualche fenomeno sui settori montuosi. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime comprese tra 13 e 16 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Sarà in prevalenza soleggiato ovunque, cielo poco o parzialmente nuvoloso su tutta la nostra regione. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime comprese invece tra 16 e 17 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.